Libertà e dignità nella cura è la via proposta da associazioni familiari e movimenti pro vita cattolici, ma anche da medici che si occupano di assistenza a malati cronici e terminali. A Venezia il Consiglio regionale, all'indomani del voto sulla proposta di legge Coscioni sul fine vita, un convegno ha riunito le voci avverse. Unanime la richiesta di potenziare le cure palliative, mentre è stato ribadito che non c'è alcun intento politico sulla tenuta della maggioranza che governa la regione e il presidente Zaia. Non è un tema di tipo amministrativo, è un tema che riguarda la coscienza delle persone, del singolo consigliere, che si sia dimostrato con questa votazione in aula. Avete 8 regioni collegate con questo incontro, regioni che dovranno legiferare in materia come il Veneto. Alla luce di quello che è successo qui, come continuerà questo? Non dovranno affatto, non c'è alcun obbligo di legiferare. Ci sono 9 seminari oggi con i consiglieri regionali proprio per spiegare che intanto c'è un problema enorme di incompetenza delle regioni e poi non è questa la priorità è assicurare la cura, non accelerare la morte e scartare i più deboli. Man mano che noi aumentiamo i servizi, aumentano però anche il numero di persone che ne hanno bisogno. In Italia, in Veneto, siamo ad una copertura di circa il 30%, che quindi è ancora lontana da uno standard che dovrebbe arrivare nel 2028 al 90%. Mediamente però l'Italia è ancora inferiore rispetto al Veneto. Nei prossimi 3 anni ci saranno in Veneto 160.000 persone a cui non potranno essere assicurate le cure del dolore. Questa è una gravissima ingiustizia. Questo è un diritto negato. Nel Veneto della sanità d'avanguardia, queste cure palliative saranno d'avanguardia? Appunto perché la sanità veneta dice di essere tra le migliori d'Italia e noi lo sappiamo che è così, ma allora ci chiediamo se i dati che sono stati forniti dall'assessore Lanzarin possono essere considerati sufficienti. Sono buoni rispetto alle altre regioni, ma non sono sufficienti per chi oggi soffre e per chi oggi si trova ad essere in condizioni di grandi difficoltà a tal punto da poter immaginare la morte piuttosto della vita. Ecco, sul fatto politico, la questione di Intel, oggi la pista da bob, l'altro giorno questo, pesano su questo momento politico? Il mondo in questo momento è figlio di grandi incertezze ma anche di grande compattezza da parte di una maggioranza in Italia che ha le idee chiare. Certi problemi sono molti ma non devono essere collegati in questo senso. Lei ha detto sono anche rappresentante dei partigiani cattolici, è stato un errore dare una connotazione politica e chiedere un voto politico su questi temi? Questo è un errore madornale, storico. I partiti non possono pretendere la obbedienza al partito perché diventa uno Stato etico.